Coloro che continuano a negare questi fatti continuano a commettere gli stessi crimini e a sporcarsi le mani nel sangue di innocenti. Come ho più volte detto, il negazionismo è lo stadio supremo del genocidio. Ricordare le foibe e l'esodo non significa riaprire vecchie ferite o alimentare sentimenti di odio, ma piuttosto coltivare una memoria storica riconosciuta e consapevole. E questo è uno dei passaggi più significativi dell'intervento del sindaco di piazza questa mattina a Basovizza alla cerimonia per il giorno del ricordo. Un intervento, quello del sindaco di piazza, molto più cauto, molto più tranquillo rispetto a quelli cui eravamo abituati gli altri anni. Per quanto riguarda invece il presidente della regione Massimiliano Fedriga, anch'egli intervenuto a Basovizza, fra l'altro subito dopo il sindaco di piazza, bene, il presidente della regione ha posto l'accento sulla necessità di andare alla ricerca e di testimoniare la verità. Non esiste pacificazione senza verità e la verità non può nascondere vittime innocenti, persecuzioni di donne, uomini e bambini, omicidi di civili inermi, ad opera dei comunisti titini. Chi nega, chi riduce, vuole odiare e alimentare l'odio. In rappresentanza del governo quest'anno il ministro della giustizia Carlo Nordio. Carlo Nordio ha unificato la barbarie nazista alla barbarie comunista nel suo intervento, indicando come i simboli di quelle barbarie siano appunto da mettere sullo stesso piano. La svastica e la falce e il martello, i lager e i gulag, il braccio teso e il pugno chiuso ci rammentano che gli opposti estremismi costituiscono il medesimo volto della stupidità e della brutalità. Il dato più interessante per quanto concerne la cerimonia è stata però l'affluenza, 1200-1500 persone secondo le prime stime, di più rispetto a quelle degli anni scorsi.